Prima le bombe carta, poi la carica della polizia. La polizia ha sentito caricare, poi si è messi trevisani. Scontri tra ultra alla partita di ritorno nel posticipo di eccellenza Spinea Treviso, giocata mercoledì scorso allo stadio comunale Allende al Villaggio dei Fiori. Ecco nelle immagini amatoriali quanto accaduto all'interno dello stadio, con la grata che divideva i spinetensi a sinistra dai trevisani a destra. Ingenti danni alla struttura da parte degli ultra ospiti hanno letteralmente devastato i bagni, come racconta il presidente del Calcio Spinea. Hanno distrutto il lavandino che avevamo appena rifatto e messo a posto e hanno distrutto, come vede qua, bidet. E in mattinata, proprio mentre stiamo realizzando questa intervista, la nuova amara scoperta: distrutto il tubo dell'acquedotto che si trova nell'unico ingresso riservato ai tifosi trevigiani. Siamo qua come via, c'è acqua, io ho provato qui. Divelto col tubo rotto e l'acqua che continua a perdere. Fortunatamente, con un anticipo di 20 giorni rispetto al match, la questura di Treviso aveva allertato quella di Venezia sull'alto rischio della partita. Abbiamo avuto anche noi come comune il coinvolgimento da parte della questura che tramite un sopralluogo ci ha indicato delle prescrizioni da mantenere. Motivo per il quale erano stati predisposti controlli rafforzati. Ecco in queste immagini come vengono scortati i trevigiani dai reparti mobili della Celere. Ed oggi già pronte le denunce a carico di ignoti da parte dello Spinea Calcio. E con i DASPO già pronti da parte della Questura di Venezia, blindata la prossima partita di eccellenza, quella prevista per domenica 12 febbraio tra San Donà e Treviso, con la Prefettura di Venezia che ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti di tutta la marca trevigiana.